Posso fare una domanda brevissima? Il rapporto con la lingua sarda, la poesia sarda, c'è un rapporto tuo personale, la leggi, la frequenti, l'hai recitata qualche volta? Mai? No, se non... No, soltanto in alcuni casi, non mi sono mai messo con la mia volontà, sono totalmente occupato in altro. Ho intenzione adesso soprattutto di cantare, siccome io amo cantare anche, ho intenzione di cominciare a cantare delle cose sarde, non solo per posare, eccetera. Poi il sardo lo conosci, vero? Sì, l'ho frequentato anche da giornalista, ho recensito tutto quello che ho potuto recensire di commedie sarde in lingua. Ho sempre difeso, io quando insegno dizione della lingua italiana dico che non comincio il corso se le persone non sono convinte come dire, di non intendere la perfetta pronuncia della lingua italiana come ripudio della lingua materna. Li mando via subito se la pensano così. Perché ho vissuto in Castello e ho sentito le mamme che dicevano e i genitori dicevano ai figli non parlare in sardo, parlano in italiano. Io ho pensato che fosse proprio reazionario quello come è effettivamente, quindi ho sempre difeso. Ma da qui a parlarlo c'è o un blocco o una incapacità o una impossibilità pratica mia, no? Non mi trovo coinvolto nelle cose. C'è da dire questo, che il sardo raramente si è... Facciamo una parentesi, mi fa piacere questa domanda. Nell'appendice di questo libro che sta per uscire c'è un intervento di Antoni Arca, lo conoscete, è un intellettuale algherese, sassarese, che ha letto questo testo teatrale e ha preso le distanze, mi ha criticato, perché lui dice non è poesia sarda, come vi dicevo prima, è poesia di autori sardi che scrivono in italiano. E, insomma, ci ha messo su, ci ha scritto 7-8 cartelle, molto affettuose, molto garbate, molto rispettose, ma è una specie di stroncatura. E lui dice, la tua non è poesia sarda, la tua è poesia politica di autori sardi in lingua italiana. Ecco, quindi rispondendo a te, è che forse io non sono invogliata a parlare il sardo perché non ho ancora conosciuto la poesia politica in sardo. Io penso che non sarei in grado di dire qualsiasi cosa in sardo, dovrei dire qualcosa di molto pregnante, di molto... capisci? E non mi è capitato ancora. So che esiste perché lui dice che esiste, ci sono cose sparse che bisognerebbe raccogliere perché nessuno le va a visitare, nessuno le pubblica, non è incoraggiato. Ci sono proprio delle cose che voi sapete qui, proprio in questa zona, nelle bancarelle, ci sono i libretti di cose in sardo, in lingua sarda. Ecco, lui dice che appunto giustamente non è stata raccolta questo materiale. Io credo che di non essere stato invogliato in questo. So soltanto che quando ci faceva il suo connoto io ero molto entusiasta, io mi sono sempre comunque emozionato di fronte alla sardità. Quando io proprio a vedere il ballo sardo, sentire la fisarmonica, adesso ero Santo del Sorgio, a me mi tocca molto, mi affascina, a parte il viso delle notte, insomma, quella è una storia a parte. Ancora un teatro politico. Io ricordo il splendido Logudorese di Leonardo Sole. Oi Antonica Zara mala sottana, il destino umano, dove tu arruinata, il tasavanti, suo figlio che ha senzato. Io ricordo questa melodia straordinaria del Logudorese, che è la più melodiosa. No. Adesso ci lascia per una poesia. Non so, Ma che io ci sono puoi una offrire. memoria di Brecht, è una poesia d'amore. Ma sì, chiudiamo in bellezza, dai. Non perdere i drammaturghi. No, ma è ancora una volta una poesia triste, assolutamente triste. No, Brecht era un comunista e diceva, ragazzi, non mettetevi alla mare perché non è roba del nostro tempo, diceva questo. In un regime capitalistico ci sono delle passioni, ci sono degli inseguimenti, ci sono degli SMS infuocati, ci sono delle gelosie, delle passioni, degli ammazzamenti, ma l'amore è un'altra cosa, perché dice non c'è spazio. E mi colpì che quando
quando nacque l'enciclopedia Einaudi, la voce amore fu affidata a un filosofo francese, di cui mi sfugge il nome, che lui disse: ragazzi, qui adesso noi daremo la definizione di amore, però è l'amore occidentale, è l'amore appunto passione, l'amore che ho descritto per adesso, perché in altre plaghe terrene l'amore è diverso. Ecco, Brecht ha una poesia d'amore per criticare, da grande poeta, l'amore come concesso a noi poveri disgraziati gli occidentali di nutrirlo. E si chiama Ricordo di Maria A. Siete pronti? Un giorno di settembre, il mese azzurro, tranquillo sotto un giovane susino, io tenni l'amor mio pallido e quieto tra le mie braccia, come un dolce sogno. E su di noi, nel bel cielo d'estate, c'era una nube che io mirai a lungo, bianchissima nell'alto si perdeva. E quando la riguardai, era sparita. E da quel tempo molte lune trascorsero nuotando per il cielo. Forse i susini ormai sono abbattuti. Tu chiedi che ne è di quell'amore? Questo ti dico, più non lo ricordo. Eppure, certo, sorto pensiero, e pure il suo volto, più non lo rammento. Questo rammento l'ho baciata un giorno, ed anche il bacio avrei dimenticato senza la nube apparsa sopra il cielo. Questo ricordo, e non potrò scrutarla. Era bianca e scendeva giù dall'alto. Forse i susini fioriscono ancora, e quella donna ha forse 7 figli. La nuvola fiorì solo un istante, e quando la riguardai sparì nel vento.